buongiorno a chi ci sta vedendo in diretta streaming questa mattina e anche a chi ci vedrà in differita poi con comodo sul proprio computer. Sono in compagnia sempre di Marina Zulian, che saluto. Ciao Marina. Buongiorno a tutti, benvenuti. E Oreste Sabadin. Ciao Oreste. Buongiorno Livio, buongiorno Marina e buongiorno a tutti quelli che ci seguono. Benissimo, siamo qui per il terzo appuntamento di avvicinamento alla maratona di lettura Il Veneto Legge, che come tutti probabilmente sanno ormai sarà il 24 di settembre. In questo percorso di avvicinamento abbiamo dedicato 3 momenti di approfondimento, questo è il terzo appunto, in streaming. Il primo abbiamo parlato delle manifestazioni letterarie, cercando di dar conto delle iniziative che in campo letterario, ma più in generale della promozione della lettura, vengono realizzate in Veneto. Nel secondo invece abbiamo fatto un focus dedicato ai premi letterari e quest'oggi invece dedichiamo la nostra mattinata ai centenari. All'interno della maratona di lettura il tema principale è l'acqua, ma ci sono dei sottotemi che arricchiscono la bibliografia. I centenari quest'anno si ricordano naturalmente i 700 anni di Dante Alighieri, 1600 anni di Venezia, ma poi abbiamo voluto ricordare anche il centenario della nascita di Andrea Zanzotto e di Mario Rigoni Stern e di Rodolfo Sonego, che in qualche maniera abbiamo pensato possa essere ascritto alla schiera dei letterati. Non so, Oreste, Marina, voi frequentate, tra le vostre letture avete avuto modo di entrare nell'universo di Rigoni Stern, di Zanzotto, per Sonego magari uno ci entra attraverso i suoi film, i film che ha sceneggiato. Chi vuol parlare? Marina. Sì. Marina. Proprio Sonego è stato davvero interessante in questo periodo in cui si è parlato appunto più di lui, come proprio nel libro di Tatti Sanguinetti anche viene definito Rodolfo Sonego, cioè il cervello di Alberto Sordi, ed era veramente così. Si scopre come dietro anche a un grande attore c'è comunque una persona davvero sensibile e speciale, che ha voluto raccontare anche in maniera semplice, senza filtri, le vite vere anche delle persone imperfette. E quindi Rodolfo Sonego in questo senso è davvero affascinante, poliedrico anche nelle sue caratteristiche, nella sua formazione, e questo libro ve lo consiglio perché ci fa scoprire davvero un dietro le quinte di tanti film che magari abbiamo visto con protagonista appunto Alberto Sordi. Oreste? A parte il fatto che mi sembra interessante sempre creare delle associazioni tra i diversi mondi espressivi, quindi va benissimo anche entrare attraverso Sonego, avvicinarsi anche al mondo del cinema e metterli insieme, perché no? In fondo si tratta sempre di parole, no? Per quanto riguarda Mario Rigoni Stern, certo è uno scrittore che abbiamo frequentato sicuramente. Nella mia biblioteca ci sono vari libretti, vi dico per il formato, perché sono anche comodi da portare nella borsa. Portatevi sempre un libro quando andate alle poste, quando fate la coda, perché è un modo per occupare il tempo in maniera utile, no? Il libro degli animali, la storia di Tonle, la partita a carte, le stagioni, l'arboreto selvatico, alcune cose le abbiamo anche lette insieme a Livio Vianello in alcune occasioni, altre le leggo anch'io, e ci porta in questo mondo così
tra la natura e l'umano, sempre con attenzione, no? Di Zanzotto, a parte molte poesie che si possono leggere così, io ho questo Luoghi e paesaggi, che tra l'altro è anche inserito nella bibliografia. È un libro che raccoglie degli inediti oppure degli scritti un po' introvabili sul paesaggio, no? Copre ovviamente un periodo di tempo molto lungo, però così si può approfondire l'idea che aveva del paesaggio e come Andrea Zanzotto anche interveniva di persona, perché era un attivista, diciamo, per quello che riguarda il suo territorio. È un libro molto interessante perché non sono solo degli articoli, ma anche la scrittura è proprio tipica di Zanzotto. Non è facilissimo da leggere, ma è molto interessante per capire come lui riusciva a continuare il suo lavoro sui versi, sull'uso del linguaggio, anche parlando di cose molto attuali, e quindi leggete Zanzotto, anche poesie, ma anche i suoi articoli. E tu, Livio, che cosa hai letto quest'estate, oppure nelle tante letture hai incontrato mai questi tre grandi di cui appunto raccontiamo un po' in occasione del loro centenario? Beh, sì, non proprio quest'estate. Rigo Esterno è più un autore che ho frequentato per lavoro negli anni scorsi, quindi mi è capitato di leggerlo ad alta voce, anche sia per bambini che per adulti, con piacere, devo dire. Quest'estate mi è capitato di collaborare con una biblioteca, che è la biblioteca di Treviso, quindi fare delle passeggiate a Pieve di Soligo. Cioè, la biblioteca di Treviso è uscita da sé, no? Quindi ha accompagnato i propri utenti a Pieve di Soligo, ed è stata occasione per leggere alcune poesie di Zanzotto anche ad alta voce, che è stata una piccola sfida, perché leggere Zanzotto ad alta voce non è semplice. E poi di tanto in tanto, l'ho preso qui con me perché sono molto affezionato, mi capita di leggere la storia del Barbazzukon, e quindi frequentare l'aspetto di Zanzotto più legato alla frequentazione del dialetto di Pieve di Soligo e della vallata. Quindi di tanto in tanto mi capita. Con Sonego invece il mio rapporto è diverso, ho visto qualche suo film, ma magari ne parliamo anche più tardi. Io direi di cominciare gli approfondimenti. Cedo la parola a Maria. Livio, prima di cominciare con gli approfondimenti, potremmo invitare il nostro pubblico a segnalarci delle letture che hanno fatto a proposito? Beh sì, sono attivi le chat sia in Facebook che i messaggi sul canale YouTube. Se avete voglia di dirci qual è il vostro testo preferito, il vostro rapporto con Zanzotto, il testo preferito di Rigoni Esterno, o il film sceneggiato da Sonego, che avete scoperto sceneggiato da Sonego, no? Di Alberto Sordi, che poi non ha sceneggiato solo film di Alberto Sordi, e ce lo volete segnalare, volentieri ci mettiamo in ascolto e commentiamo con voi. E adesso cedo la parola a Marina per introdurre la prima intervista. Bene, allora intanto che aspettiamo anche i vostri consigli letterari, le suggestioni dei libri che avete letto, sono davvero molto felice di dare la parola a Oreste Sabadin e alla sua intervista, ma conversazione, a Giuseppe Mendicino, che è proprio il biografo e il curatore del convegno Mario Rigoni Stern e il suo altopiano. A te, Oreste. Vediamo se adesso parte l'intervista, dove si racconta e si approfondisce.
Siamo qui con Giuseppe Mendicino, che ringraziamo per la sua disponibilità e per essere qui con noi. Giuseppe Mendicino è biografo di Mario Rigonister, nonché è curatore del convegno che si terrà ad Asiago il prossimo ottobre, a fine ottobre se non sbaglio, che ha questo titolo Mario Rigonister e il suo altipiano, con un sottotitolo interessante perché sono 100 anni di etica civile, letteratura, storia e natura. Quindi sono 100 anni e il tempo passa, ma siamo adesso nell'attualità. Allora la prima domanda che facciamo a Giuseppe Medicino può essere: qual è l'attualità di un'opera come un autore di Mario Rigonister? Guarda, buonasera. Il convegno è stato incentrato su delle tematiche che ricalcano quelli che sono i temi principali di questo grandissimo narratore del nostro Novecento, e poi sono anche 3 punti di importante attualità. Uno sicuramente la natura, l'attenzione all'ambiente naturale in questo momento di terribili cambiamenti climatici, le sue considerazioni sull'ambiente, sulla necessità di bloccare il consumo di suolo, di preservare la montagna, le acque e il paesaggio. Tra l'altro in linea con quello che diceva il suo amico Andrea Zanzotto, di cui anche di Zanzotto ricorre quest'anno il centenario, aveva una convergenza assoluta su questa importanza di tutelare l'ambiente e il paesaggio. E l'altro tema è la scrittura, la letteratura, quindi una scrittura chiara, pulita, molto ricca di vocaboli. Era quella che teorizzava Italo Calvino nelle sue lezioni americane, e l'aveva in comune questa idea di una scrittura molto limpida, anche con dei tratti, dei contenuti poetici, e davvero è un modello di scrittura. In lezioni americane proprio Italo Calvino, che ricordiamo era un grande ammiratore di Mario Rigonister, proprio la codifica questa scrittura, e l'aveva un po' immaginata anche Primo Levi in un bellissimo breve saggio dal titolo della scrittura chiara. Quindi un modello di scrittura sicuramente esemplare, un bell'italiano, ecco, lontano dalle fumosità, dal burocratese, dall'enfatico e dalla retorica che troppo spesso appesantisce la nostra lingua. Invitava i ragazzi a usare il dizionario dei sinonimi di contrari, cioè quindi a usare l'italiano. È una lingua ricchissima, ragazzi, usatela. Ecco, il terzo aspetto di attualità è l'etica civile, l'attenzione alla storia, alla memoria, ai valori importanti. La memoria era un dovere civile, come un dovere civile alla fine anche la scrittura chiara, cioè dobbiamo ricordare, sentiva questo dovere etico di ricordare lui, il suo amico Primo Levi, Nuto Revelli, perché aveva 2 aspetti questo dovere della memoria. Uno rivolto al passato, dobbiamo ricordare per chi non ce l'ha fatta, è rimasto disperso, morto in guerra, rimanendo così giovane per sempre e dimenticato. E dobbiamo raccontare ciò che è stato per il futuro, perché i drammi terribili, gli orrori del Novecento, se li dimentichiamo, se dimentichiamo le cause, gli effetti, poi ce li troviamo di nuovo davanti. Ricapitano ancora, facevano esempi molto concreti. Primo Levi faceva l'esempio della Cambogia, 1/3 della popolazione sterminata. Mario Rigonister faceva l'esempio della Jugoslavia, nel cuore della civile Europa, ancora stragi etniche, ancora omicidi, 8.000, tutta la popolazione civile maschile ammazzata a Srebrenica, cioè cose terribili che dopo la seconda guerra si riteneva inimmaginabili. E poi comunque valori etici molto chiari, coraggio, la generosità, la tolleranza, anche il senso dell'ospitalità. Lui accoglieva tutti, amici, lettori, nel suo arboreto salvatico, l'alboreto che aveva sotto casa, che è il titolo di un bellissimo libro suo, ma è anche quel gruppo di alberi che si era creato, piantato con i figli nel corso degli anni, e i lettori, ma anche i visitatori li accoglieva lì. Lui diceva: questi valori sono riconoscibili a tutte le latitudini, paesi lontani, religioni, lingue diverse, però i valori importanti li abbiamo tutti in comune. Siamo un'unica umanità,
questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Certo, è abbastanza così, colpisce molto, no, queste persone che hanno vissuto così a lungo, che hanno potuto vedere e si hanno fatto anche, portato a noi qualcosa che noi persone, non abbiamo vissuto per questioni di età e sono stati specchio, no, della realtà, come dice lei, dell'attualità. Lei che ha scritto vari libri, no, su Marie Stern, ci è stato vicino. Co- Com'era questa persona che ha vissuto appunto così tanto e ha potuto riflettere a lungo sulle cose successe e fare delle riflessioni che diventassero universali? Io ho studiato questo narratore, lui si definiva così, un narratore, Mm, prendendo spunto da Walter Benjamin, diceva io scrivo quello che conosco, che ho vissuto e posso raccontare di quello, però ne aveva tantissime di cose da raccontare. mm, Ha una vita, era ancora giovanissimo, aveva già combattuto su 3 fronti di guerra, mm, aveva subito 20 mesi di lager per aver detto di no a chi voleva arruolarlo nella Repubblica Sociale di Mussolini. Io proprio giugno scorso ho visitato l'ultimo lager di Rigoni in Stiria, in Austria. Era una montagna di ferro a cielo aperto, una miniera enorme, tutta un'intera montagna rossa in un mare di montagne verdi con dei boschi foltissimi, però c'era questa montagna rossa. Perché rossa? Perché era scavata. Gradoni, che Rigoni diceva, ricordavano il Purgatorio di Dante nelle illustrazioni di Gustave Doré, e lì ha passato tanti mesi e bisogna vederle queste cose. Ecco. E purtroppo in quella bellissima cittadina accanto, molto curata, colorata, non c'era nulla, né una targa, né un museo, né un libro, niente che ricordasse che lì era stato un lager dove dei ragazzi, soldati di varia nazionalità, erano stati condannati ai lavori forzati in condizioni terribili, perché soprattutto chi lavorava in alto moriva congelato. Non è rimasto niente, una sola baracca dove stavano le guardie con i vetri rotti e neanche una piccola targa a ricordare le sofferenze di quei ragazzi. Questo dicevo prima, la perdita della memoria. Quando io ho chiesto in biblioteca a questi austriaci molto gentili, ma perché non ricordate anche queste cose? Mi hanno detto, ma queste cose le hanno fatte i tedeschi. ah, E sì, sono rimasto senza parole, ho solo aggiunto che Hitler era austriaco però. Senta, tornando un attimo al convegno, ci sarà modo di tenersi informati sul programma del convegno? Ci sarà un portale? Di Sergio Frigo sta preparando un portale che illustrerà i contenuti. I temi del convegno sono i 4 che ho accennato: il tema Sì. storico, letteratura e scrittura, il bosco e le montagne, poi altri temi particolari come di nicchia, come il cinema e la lingua cimbra. Tra gli ospiti avremo Walter Barberis, notevole storico, presidente dell'Einaudi, un altro storico importante, Marius Nenghi, Sì. Pozzato, e poi per la parte relativa alla letteratura Eraldo Affinati, che ha curato il bellissimo Meridiano che raccoglie le opere di Mario Stern, Paolo Cognetti, l'autore di Le Otto Montagne. E per quanto riguarda l'ambiente e il clima, Luca Mercalli, che è sicuramente la persona più autorevole che abbiamo in questo campo, quindi ecco, davvero. Poi Raffaele Cavalli dell'Università di Padova, che era stato l'artefice della laurea honoris causa a Rigoni Stern in scienze forestali, Daniele Zovi per la parte naturale, animali, alberi, eccetera. Quindi davvero una copertura a tutto campo di quelli che erano gli interessi, le passioni, le conoscenze di Mario Stern. Molto bene. E ci sono altre iniziative. Certo. Ecco, si può parlare di altre iniziative che ci sono, perché questo è l'anno del centenario, ci saranno altre iniziative in giro, no?
Sì, il 22 ottobre Mm. al MUSE, al Museo della Scienza di Trento, e in particolare nello spazio espositivo del Palazzo delle Albere ci sarà l'inaugurazione di una mostra importante dal titolo Selvatici e salvifici, gli animali di Mario Rigoni Stern. Quindi naturalmente è un tema che è legato a quelli che sono gli interessi, la storia del MUSE, e così riusciamo anche a cogliere un aspetto particolare ma importante, perché la fauna fa parte di quell'ambiente, di quella natura che Mario Rigoni Stern voleva che fosse conosciuta e difesa un po' da tutti. Sempre conoscenza, passione e difesa, perché senza la conoscenza Arboreto Salvatico avrebbe potuto scriverlo un naturalista, ma senza conoscenza non si combina nulla, né in ambito storico né nel tema Certo, della difesa della natura. sì, sì, l'importanza dell'approfondimento, della ricerca, e successive riflessioni e ancora andare a fondo delle cose, no? Senta, ci sono anche dei documentari o altri libri che stanno uscendo, che lei Sì, a sappia? novembre dovrebbe uscire Mm, un documentario, L'altopiano di Mario Rigoni Stern, curato da Tommaso Brugin e Federico Massa, che ha cercato di ricostruire la figura di Rigoni, documentandosi su vari luoghi a lui legati, naturalmente l'altipiano, mhm, ma poi anche la miniera di ferro in Stiria. Infatti abbiamo collaborato insieme lassù, ma anche la Val Bavona in Svizzera, in Canton Ticino, dove Rigoni Stern era passato ed era rimasto colpito da quella valle, insomma tanti ambienti, e poi Bepi De Marzi con i crodaioli, mhm. insomma tante cose messe insieme per un uomo che aveva la sua piccola patria nell'altipiano, ma diceva: i miei compaesani sono ovunque ci siano uomini, donne che condividono questi valori. A novembre uscirà un numero speciale della bellissima rivista Meridiani Montagne, Sì, interamente dedicata all'altipiano dei 7 comuni. Ecco, io lo chiamo altipiano volutamente perché sono corrette entrambe le edizioni, altopiano e altipiano, sì. ma a Rigoni piaceva altipiano, Allora, anche per il legame affettivo con il capolavoro di Emilio Lussu, Un anno sull'altipiano. certo. Allora, stiamo andando verso la chiusura, ma torniamo a lei, lei come scrittore, no? Ha scritto vari libri, ma quest'anno è uscito un nuovo libro su Mario Rigoni Stern che si chiama Mario Rigoni Stern, un ritratto, ed è uscito con gli editori La Terza. Ci può dare un piccolo accenno su questo Sì, lavoro? è un libro forse che è la conclusione del mio lavoro su Mario Rigoni Stern, dove sono andato davvero a fondo di tante tematiche importanti anche della sua vita. Poi c'è un ricco apparato iconografico. Mm, Ho voluto parlare nella prima parte del libro soprattutto del Rigoni giovane, delle sue passioni, delle sue speranze. E lì infatti ci saranno tante immagini di Rigoni giovane, giovanissimo, ma soprattutto sono voluto andare a fondo. Nei libri precedenti avevo cercato per il libro Perenau di Mario Gonistiani, Il coraggio di dire no, sì. avevo concentrato forse le sue interviste e conversazioni più significative. E mi fa piacere quando tanti lettori mi dicono: ecco, leggendo quel libro mi sembrava di parlare con lui. Ed è guarda, mi ha dato una felicità enorme sentire questo commento, questa considerazione. Poi c'era stata la biografia del E 16? 2016, quella di Oliver Lucca, Vita, Mhm. Guerra e Libri, che è un po' un'enciclopedia di Rigoni con tantissimi dettagli, soprattutto per correlare le opere alla vita, e quindi quella rimane come una piccola enciclopedia di una Rigoni Stern. Questo libro con l'editore La Terza è stata davvero la summa, e davvero spero di essere riuscito ad andare in profondità e a far capire davvero chi era Mario Rigoni Stern. Benissimo, allora con l'invito a tutti a andare a leggere questo libro e anche gli altri per capire la complessità e quanto articolato era il pensiero e l'agire di Mario Rigoni Stern.
Io saluto Giuseppe Mendicino, lo ringrazio molto delle cose che ci ha raccontato e di tutti gli spunti che ci ha dato anche di andare a vedere non solo il convegno ma anche le altre iniziative su Mario Rigonista. Grazie Giuseppe Mendicino e a presto e buon lavoro. Buona serata. Grazie. Grazie. I centenari sono sempre delle ottime occasioni per ritornare su alcuni autori. Gli autori che stiamo celebrando in quest'anno hanno avuto una vita nei lettori che continuano a leggere i loro libri. Abbiamo i riscontri delle biblioteche che continuano a prestare i loro libri e anche dell'editoria che continua a ristampare i loro volumi anche arricchiti da delle letture originali. E poi quest'anno appunto l'occasione è anche quella di organizzare dei convegni di studio per poter approfondire ed entrare, come dire, nell'universo degli scrittori. Adesso passiamo a Rodolfo Sonego, che dei romanzi, tra la sua produzione libraria è uscita qualcosa per Adelphi, era uscito, ma noi ricordiamo soprattutto Rodolfo Sonego per la sua attività di sceneggiatore, che a tutti gli effetti è scrivere per il cinema. Ne parliamo ora con Viviana Carlet, che dirige il Lago Film Fest, all'interno del quale c'è un concorso per sceneggiatori dedicato e intitolato a Rodolfo Sonego. L'intervista per noi Marina Zulian. Diamo il benvenuto alla direttrice del premio Rodolfo Sonego
qualche problema di connessione, di linea, mentre aspettiamo di riattivare l'intervista di Marina Zulian a Viviana Carlet. Approfitto per leggere un messaggio. Michela Barbuni ci dice che le letture di Rigoni Sterne e Zanzotto hanno segnato il mio percorso e la mia lettura, e con il gruppo di lettura Zanzotto. Quindi a volte, no, la lettura poi è anche occasione per frequentare dei luoghi, quindi la geografia degli autori. Capita a volte di leggere e poi aver voglia, un po' come diceva anche Mendicino, il biografo di Giuseppe Mendicino, di andare a vedere dei luoghi dove gli scrittori hanno vissuto e hanno scritto e operato. A volte appunto è un interesse dopo aver letto il libro, ha piacere di andare a vedere dei luoghi. A me è capitato con un gruppo, sempre un gruppo di lettura, di avere questa relazione con i paesaggi, nel senso che leggevamo i testi degli autori veneti che poi il gruppo andava a visitare. Quindi a volte il leggere poi provoca la curiosità di andare a vedere i luoghi. Proviamo a rivedere se si ristabilisce la linea con Viviana Carlet per l'intervista su Rodolfo Sonego, a cura di Marina Zulian. Niente, abbiamo dei problemi sulla linea, a volte capita, mannaggia, siamo in balia delle connessioni, e quindi aspettiamo ancora qualche secondo per vedere se si riesce a riconnetterci con Viviana Carlet. Viviana Carlet dirige il Lago Film Fest, che è un festival di cortometraggi che si svolge ormai, adesso non ricordo a memoria, ma da parecchi anni a Rivino, in mezzo al lago. Quindi la caratteristica fisica del territorio, il lago, diventa occasione per appunto proiettare, farne quasi del lago uno schermo di proiezione. E come vi dicevo, all'interno c'è questo premio intitolato a Rodolfo Sonego. Pare che la linea si sia ristabilita. Diamo il benvenuto alla direttrice del premio Rodolfo Sonego e del Lago Film Fest, Viviana Carlet. Buongiorno. Buongiorno a voi. Quindi disegnatore, oratore e comunicatore,
sceneggiatore definito, vediamo che leggo proprio il titolo preciso di un testo che parla di lui, l'anticonformista intelligente e il cervello di Alberto Sordi. Chi è Rodolfo Sonego e perché è così importante ricordarlo in questo anniversario dai 100 anni della sua nascita? Rodolfo Sonego è stato uno dei più importanti sceneggiatori italiani del dopoguerra. Lui, come ovviamente cita bene questo titolo di questo libro, Il cervello di Sordi, è colui che insieme all'attore Alberto Sordi hanno costruito questo personaggio, ma non solo, nel senso che oltre ad essere stato, diciamo, la penna di Sordi, è stato uno degli sceneggiatori più importanti proprio per la commedia all'italiana, quindi un genere, diciamo, che ci ha distinti in tutto il mondo, ma che ha fatto veramente, ha costruito il cinema italiano in realtà. Quindi Rodolfo Sonego è stato una persona profondamente intelligente e curiosa, che è riuscita a raccontare, con una capacità oratoria incredibile, ma è riuscita a raccontare uno spaccato di storia italiana in un modo veramente originale e anche entrando nelle nostre case, quindi apparentemente noi non lo conosciamo, la gente non sa chi è Rodolfo Sonego, ma in realtà tutti conosciamo i suoi film, tutti conosciamo le sue parole. Adesso potremmo dire ci sono i meme, ci sono i diversi GIF nei social che ricordano ancora quello che lui ha scritto e quello che lui ha fatto. Si dice che il premio voglia proprio ricreare quella realtà da bottega tanto cara a Rodolfo Sonego e quindi per giovani autori e sceneggiatori c'è la possibilità di crescere, di perfezionarsi, di confrontarsi. Come è organizzato un po' in generale questo premio, questa iniziativa con i camp, la collaborazione con la scuola di storytelling, la scuola Holden? Che cosa prevede questa iniziativa un po' composita? Allora, il premio Rodolfo Sonego nasce già nel 2006, quindi veramente molti anni fa, perché sin da subito abbiamo capito che l'idea è la cosa fondamentale, non tanto le capacità ovviamente di realizzare un film, di girarlo, di montarlo, anche se poi sono tutti i tasselli di un unico percorso, ma l'idea è la cosa fondamentale. Se non c'è l'idea, poi non ci sarà neanche il film. Quindi uno anche dei vari step che abbiamo fatto in passato era dall'idea al soggetto, quindi come da un'idea si riesce a raccontare una storia e poi questa storia può diventare un film. Studiando Rodolfo Sonego inizialmente era un po', lui era mancato da poco, quindi volevamo in qualche modo ricordarlo o prendere, cogliere come occasione ovviamente la sua figura per dare spazio soprattutto a giovani sceneggiatori per poter entrare nel mondo del cinema e quindi avere un periodo, diciamo, un premio che in qualche modo li riconoscesse, li aiutasse a entrare nel mondo del cinema. Lentamente questo premio in realtà, anche proprio grazie alla conoscenza del personaggio, alla conoscenza del lavoro fatto da Rodolfo, si è sviluppato. Quindi abbiamo incontrato dei suoi allievi, come ad esempio Antonello Rinaldi, e quindi pian pianino abbiamo costruito un qualcosa che non era più una targhetta, un premio, un semplice premio, bensì un percorso legato allo sviluppo della sceneggiatura e in qualche modo cercare di dare degli strumenti a questi sceneggiatori per poter entrare ovviamente nel mondo professionale del cinema. Quindi, come avete appena citato, c'è una prima fase che si chiama Spring Camp, quindi un primo incontro con i tutor e i mentor, quindi vengono selezionate 9 sceneggiature, quest'anno ne abbiamo ricevuti oltre un centinaio, quindi queste 9 sceneggiature vengono ovviamente lette, vengono lavorate proprio con un lavoro di gruppo all'interno dei finalisti con l'aiuto di questi tutor. Successivamente queste sceneggiature, diciamo, un po' più strutturate, un po' più forti, messe a prova ovviamente in questa
in questa fase, vengono poi consegnate alla giuria che poi sceglierà ovviamente il vincitore. Nel frattempo c'è poi un altro percorso legato proprio all'immagine e al racconto orale, si può dire. Quindi i ragazzi vengono aiutati a lavorare al pitch, quindi alla narrazione di fronte a un grande pubblico, perché ovviamente uno sceneggiatore deve essere in grado di raccontare la sua storia, di convincere un produttore o un regista che la sua storia ovviamente è la migliore del mondo e che devono produrla e poi realizzarla. Quindi questa fase è molto importante, e poi successivamente invece la traduzione in inglese per cercare di stimolare anche la coproduzione internazionale. Questa fase verrà raccontata al Lago Film Fest a fine luglio, alla Mostra del Cinema a Venezia a settembre invece con la premiazione, e poi a novembre per la coproduzione internazionale al Torino Short Film Market, dove ovviamente c'è un pubblico più internazionale. Insieme a questo 9 illustratori aiutano invece a realizzare una locandina, quindi loro hanno già il loro poster da presentare a questi professionisti, quindi riusciamo in qualche modo ad aiutarli anche con delle presentazioni grafiche in modo tale da avere una presentazione a 360 gradi. Quindi, come potete intuire, non è semplicemente vinca il migliore, ma è vi aiutiamo a sviluppare quella che è la vostra idea, quella che è la vostra sceneggiatura, a metterla alla prova e a trovare nuovi strumenti ovviamente per crescere, quindi questa è la cosa più importante per noi, e in realtà questi 9 finalisti sanno che nel momento in cui iniziano questo percorso che va da aprile, maggio fino a novembre, loro hanno già vinto tutti e 9, perché poi dopo ovviamente si crea questo gruppo, sono diventati amici, si sentono, si scambiano, e in questo caso un po' c'è un po' un ricreare questo momento esperienziale che piaceva molto a Rodolfo, che era in un ambiente di bottega. Ovviamente se all'inizio ovviamente lui era un giovane sceneggiatore molto curioso, intelligente, che aveva una visione sul mondo molto fresca e una capacità anche di velocità incredibile, si rende conto con il tempo che non può stare da solo, e non vuole ovviamente, ma gli piace attorniarsi anche di giovani ragazzi, un po' per aiutarli e un po' anche per essere sempre in qualche modo, fatemi passare il termine, aggiornato, ma avere sempre una possibilità e una capacità di guardare al presente con gli occhi del futuro in qualche modo. Una sorta di moderna residenza artistica, diciamo, proprio per confrontarsi. D'altra parte Sonego ha saputo proprio trattare dei temi molto profondi, ma anche con dei linguaggi semplici, ha saputo proprio parlare di uomini e di donne così, diciamo, imperfetti, ma al tempo stesso vivi, veri, sensibili, e forse questo era il clima che lui voleva ricreare, parlare proprio degli uomini nella loro imperfezione meravigliosa da un certo punto di vista. Quali sono allora i temi dell'edizione 2021? Non uno, ma 3 temi. Esatto, un po' per ricordare anche insomma la sua produzione cinematografica. Abbiamo cercato di tracciare 3 vie in qualche modo, che poi ci accompagnano anche nelle diverse rassegne che abbiamo costruito e confezionato soprattutto per le amministrazioni comunali, che riescono in qualche modo a raccogliere insomma la sua produzione. Quindi abbiamo la figura del perdente, la coppia e il viaggio in terre straniere. Se noi ricordiamo ovviamente questi titoli, sicuramente ci ricordiamo lo scopone scientifico, Una vita difficile, La ragazza con la pistola, che possono in qualche modo ovviamente raccontare questo primo tema dedicato al perdente, ma diciamo che il perdente è un elemento veramente fondamentale anche nella sua scrittura. La coppia, che ovviamente anche un po' nei titoli appena citati viene ovviamente affrontata in modo molto molto innovativo, ma me ne vengono in mente altri 3 come Il marito, Amore mio aiutami, oppure Il seduttore. E poi il viaggio in terre straniere, non possiamo dimenticare
il viaggio che lui fece in Australia, dal quale poi nacque, bello onesto emigrato Australia, sposerebbe compaesana illibata. Oppure il diavolo, che ha costruito invece proprio diciamo un film che scriveva di notte, veniva girato di giorno mentre andava in Svezia, quindi un film molto particolare, magari meno conosciuto dal grande pubblico ma molto importante, e poi un italiano in America. Quindi insomma questi 3 percorsi ci hanno aiutato un po' per ovviamente stimolare anche gli sceneggiatori nella produzione di sceneggiature originali, ma anche per raccontare poi la sua figura. Secondo noi il premio deve assolutamente dare degli strumenti e l'opportunità agli sceneggiatori di crescere, di conoscersi, perché comunque anche questo aspetto è ovviamente importante e fondamentale, ma anche per sfruttare, diciamo, queste occasioni di memoria come quelle del centenario, che sono in realtà dei numeri, ma per affrontare queste tematiche o queste metodologie, un po' come lui lavorava, cercare di capire come lavorava per continuare un po' quel percorso, ma soprattutto farne di nuovi. Sicuramente lui non era una persona che a cui piacevano i premi, non ne ha mai voluto ricevere uno in vita, e non perché non glieli abbiano dati, ma perché non li voleva. Difficilmente lo si vedeva ai festival, non gli interessava minimamente, solo verso fine della sua vita si hanno delle foto di lui alla Mostra del Cinema di Venezia, nonostante che lui ha vissuto a San Pietro di Feletto per molti anni, originario dell'Alpago, ma veniva volentieri in queste zone, quindi a San Pietro di Feletto abbiamo fatto una bellissima mostra fotografica in cui ci sono ovviamente mezza Roma veniva a trovarlo ovviamente, però stava ritirato e non gli interessavano, come si può dire, i riflettori e la vita mondana. Un po' così noi abbiamo cercato di sfruttare il suo approccio per renderlo nostro, ma soprattutto per attualizzarlo e per renderlo contemporaneo. Non gli sarebbe piaciuta un'etichetta, quindi neanche a noi piace, e quindi ci siamo trovati perfettamente in realtà. Quindi non è semplicemente una celebrazione, ma è sicuramente un'opportunità per ristudiare quello che c'è stato prima di noi, per conoscere sempre di meglio un periodo di storia del cinema italiano fondamentale anche per il cinema di oggi, attualissimo. Quindi se noi vediamo questi film, che comunque abbiamo già visto, perché quanti di noi non hanno visto, sia quello in Australia, Lo scopone scientifico, tutti questi film li abbiamo visti. Se per noia magari ad agosto il pomeriggio in passato, quando su Rai 3 facevano vedere questi film, o da piccolini con i nonni la sera in cui vedevamo questi film, quindi adesso che li rivediamo ci rendiamo conto comunque dell'innovazione, della capacità di narrazione di questa società, che in realtà è la nostra e continua ad essere la nostra, magari con diverse modalità, ma siamo ancora così. E quindi è sconvolgente come riguardare questi film e renderci conto che siamo noi. Benissimo, grazie, ringraziamo Viviana Carlet. Il premio chiede un po' a questi autori, agli sceneggiatori, ma forse anche a noi tutti, di raccontarsi, di raccontare storie un po' senza limiti di genere, al di là dei cliché, facendo sempre dei piccoli e grandi sorpassi, tanto per fare una citazione. E quindi auguriamo a tutti buone visioni, sia durante i festival, ma anche, insomma, sappiamo che molte delle produzioni di Sonego si possono ritrovare, e allora arrivederci alla prossima edizione. Grazie infinite. Molto bene, allora vediamo questa tecnologia se ci aiuta. Ringraziamo Viviana Carlet e Marina Zulian per questa interessante conversazione che ha messo insieme varie cose, no? Naturalmente
in primo piano c'era la cinematografia, ma collegata, come si diceva anche prima, con la letteratura, e poi si parlava di premi che avevamo già affrontato nella trasmissione precedente. E un'altra cosa di cui si parlava anche con Mendicino è l'attualità di questi autori. L'attualità che favorisce anche uno sviluppo di attività per una continuazione, no, delle loro intuizioni e dei loro pensieri. Ci sono i premi, ci sono questi collegamenti con i giovani, gli sviluppi vari. Prima di passare al prossimo appuntamento, volevo segnalare che stanno arrivando alcuni messaggi. Allora, prima Livio Vianello ci aveva parlato di questo messaggio di Michaela Barbuni sulle sue letture di Mario Gonistan, e nel frattempo è arrivato anche un altro messaggio che siamo adesso, questo di Ilaria Scarparo, che ha letto la trilogia dell'Altipiano. Poi ci invia anche dei commenti, che ha trovato un libro molto interessante, che la scrittura asciutta, anche ricca e scorresolissima. Allora potete continuare anche voi a inviarci i vostri suggerimenti, i vostri riferimenti alle letture che avete fatto, ai film che avete visto, in modo che possiamo anche parlarne insieme. Passiamo adesso al terzo centenario, che è Andrea Zanzotto, e c'è stata un'occasione particolare. Siamo riusciti a contattare Andrea Cortellessa, che è un critico e storico della lettura italiana, in occasione di un suo incontro che faceva alla casetta sul Piave, la casetta di Goffredo Parise. Quindi Livio Vianello l'ha raggiunto, e ospiti della biblioteca di Ponte di Piave, nella Casa Parise, proprio nel salotto di Casa Parise, hanno registrato questa conversazione su Andrea Zanzotto. Quindi adesso io vi condivido questo video e vediamo cosa ci raccontano Andrea Cortellessa e Livio Vianello direttamente da Casa Parise di Ponte di Piave. Buona visione. Bene, sono in compagnia di Andrea Cortellessa, che ha appena pubblicato un libro, Il canto nella terra, su Zanzotto, per l'editore La Terza. Parliamo del centenario della nascita di Zanzotto. Zanzotto continua a avere una coda di estimatori e non è che si sia dimenticati, no, di Zanzotto subito. Fortunatamente no. È morto 10 anni fa, in realtà, aveva 90 anni, aveva appena compiuto 90 anni, quindi si celebrano contemporaneamente i 100 anni della nascita e i 10 della morte. E sì, hai ragione, non è stato dimenticato, e in realtà vuole una leggenda, una, diciamo, mitologia, che però, come a volte capita con le mitologie, diciamo, fotografa qualcosa di reale, che è appunto la misura di uno scrittore, un poeta in questo caso, si dia a 10 anni dalla morte. 10 anni dalla morte è un passaggio importante, perché, come dire, le persone che lo hanno accompagnato in vita non ci sono più, quindi è anche un ponte, no? Cioè, in qualche misura, attraverso Zanzotto noi ci ricolleghiamo al Novecento, e questo è stato, da un lato, è tuttora, da un lato, un motivo di interesse, di fascino, naturalmente, per chi ama quell'arte, quella letteratura, però invece per molti è il limite di Zanzotto, no? Per molti Zanzotto è un autore tipicamente novecentesco, come se noi oggi fossimo in un tempo completamente diverso, che non ha nessun punto di contatto, non ha nessuna incidenza con questo secolo che abbiamo alle spalle.
è un difetto ottico questo, è una presunzione da parte dei contemporanei. In realtà noi non solo siamo figli del Novecento, nel senso che siamo nati ben dentro il Novecento, io sono nato nel 68 addirittura, ma siamo figli del Novecento in tanti altri modi, cioè le dinamiche che noi stiamo vivendo anche in questi giorni, in queste settimane, sono ancora tragicamente, purtroppo, se vogliamo, quelle di quel secolo, di cui Zanzotto è stato testimone sia come artista, perché appunto nella sua poesia, nella sua prosa, quelle tragedie, quelle situazioni storiche sono molto ben presenti e anche molto esplicitamente presenti, pensiamo appunto alle sue prose in particolare, ma è stato testimone anche nel fatto che questo peso del Novecento in qualche misura ha conformato il suo stile, ha conformato la sua lingua. Ecco, questo forse ha di novecentesco, che il suo tempo è tutt'uno col suo stile, non c'è appunto, come dire, una evasione dalla storia, come invece spesso è avvenuto per gli scrittori e gli artisti delle generazioni successive. In questo lui resta un artista, uno scrittore squisitamente moderno. D'altra parte è anche vero, non solo perché ha continuato a scrivere anche nel nuovo secolo, il suo ultimo libro esce nel 2009, ma anche perché già nei suoi primi testi, fin dagli anni 50, in qualche misura Zanzotto si pone rispetto al proprio tempo in quella condizione di scissione, di conflitto, di contrasto che Giorgio Agamben ha definito anacronistica, ossia i grandi artisti della contemporaneità novecentesca sono stati coloro che sono radicati nel loro tempo, ma che con una parte del loro immaginario, per esempio col loro linguaggio, prefigurano un tempo successivo, un tempo a venire. Oppure magari, e al tempo stesso, rivivono tempi precedenti. No? Pensiamo a come Zanzotto ha riutilizzato il sonetto nel Creatore del Bosco, oppure l'ecloga virgiliana in 9 ecloghe, o ancora il dialetto, proprio il dialetto della propria Heimat Veneta, da Filò in poi. Sono tutte presenze del passato fortemente, corposamente immanenti, che però nella sua lingua, nel suo stile, nella sua scrittura non sono riutilizzate in maniera conservatrice, nostalgica, passatista, ma viceversa alludono appunto a questa dimensione, per così dire, distesa, prolungata, stirata del tempo, come un tempo relativistico vissuto però nella biografia dell'individuo. Il suo libro ha come titolo Il canto nella terra. Mi incuriosiva il titolo però, perché no, il canto della terra, pensando a Zanzotto, al suo amore per il paesaggio, poi una delle etichette, no, per cui conosciamo Zanzotto è il poeta del paesaggio. Allora volevo capire perché il canto nella e non della. Il canto della terra di Mahler era una raccolta di poesie cinesi di epoca classica che un poeta austriaco del suo tempo aveva tradotto, insomma, riscritto, e che ulteriormente Mahler poi rielabora per la sua composizione. E in particolare in una di queste, che si intitola L'addio, il congedo, Mahler appunto mette in scena questo addio alla vita, addio al mondo, appunto, addio alla terra. E Zanzotto negli anni 50 è ossessionato da questa immagine, dall'immagine di un corpo, anche in questo forse il fatto che ci troviamo nella casa del ragazzo morto alle comete non è del tutto un caso, un corpo che si trova appunto, un corpo morto, un corpo defunto, che si trova sotto la superficie della terra e che da questa posizione, diciamo, ctonia, come disse Contini, cioè sotterranea, fa sentire comunque la propria voce. Scrive questa poesia Fuisse, che è appunto il cui titolo in latino è l'infinito passato del verbo essere, che poi verrà raccolta nel 1957 nella raccolta Vocativo. E negli stessi anni pubblica il primo saggio importante, il primo dei suoi bellissimi saggi sulla letteratura, che si intitola L'inno nel fango, che è una lettura appunto in chiave geologica di Montale, che è il suo vero grande maestro. Questi testi, appunto la poesia Fuisse e il saggio su Montale, fondano, almeno in Italia, una consapevolezza, appunto, come dicevo prima, che l'esperienza biografica, biologica di un uomo può essere prolungata indefinitamente se la si guarda invece in continuità con appunto la vicenda geologica, la vicenda della terra, la vicenda delle pietre, che è poi appunto quello che dirà Parise nel suo articolo molto successivo appunto su Fosfemi.
la poesia continua a esistere la sua voce, continuano a esistere i suoi temi, continua a esistere la sua insistenza. Ecco, Zanzotto, magari sia morto da 10 anni, continua a insistere col suo linguaggio, col suo immaginario, con le sue polemiche, con la sua battaglia in difesa del paesaggio, ma anche con la sua battaglia in difesa della poesia. Il paesaggio lui lo ha visto morire nel corso della sua vita, lo ha visto disintegrarsi, ma è vero anche per il linguaggio stesso della poesia. Linguaggio e paesaggio sono due, come dire, sinonimi per Zanzotto, il cui primo libro si intitola Dietro il paesaggio. Senta, lei non è veneto, no? Qui siamo in Veneto. Tutta la produzione invece, no? In lingua petel, no? E quindi questa frequentazione del dialetto da parte di Zanzotto prefigura un paesaggio sonoro, no? Come suona nell'orecchio di un non veneto? Quando si ascolta una poesia in una lingua straniera di cui non si conoscono le parole, veneto non è proprio una lingua straniera per un romano, ma insomma quasi. Quando non si capisce nulla, assolutamente nulla, le reazioni possibili sono due. O appunto è come se fosse un ronzio, un suono fastidioso, molesto, che si cerca di tacitare il prima possibile perché ci distrae e di cui non percepiamo nulla, oppure lo sentiamo come musica. A me capitò una volta di ascoltare per caso alla radio Serena Vitale, che recentemente ha tradotto questo testo straordinario, profondamente legato all'immaginario di Zanzotto, che è la conversazione su Dante di Osip Mandelstam, grande poeta russo vittima degli stalinisti. Una volta ho sentito appunto Serena Vitale che leggeva Mandelstam in russo, quindi non capivo niente, perché probabilmente la traduzione l'aveva letta prima di eseguire il testo originale. Eppure questa poesia di cui non capivo nulla la percepivo appunto nella sua oltranza, è il caso di dire zanzottianamente, di suono, di materia. No? La musica, appunto come nel canto della terra, è fondamentalmente materia. Io quando ascolto il contralto di Mahler, anche lì, già non so il tedesco, poi appunto cantato, per me appunto è suono, materia. Il canto della terra in quel caso è veramente il canto della materia. Ecco, nel caso del dialetto di Zanzotto è vero questo, dopodiché si supera questa, diciamo, lettura prima, questa percezione prima, e si capisce quanto questo dialetto in realtà rappresentasse metaforicamente, ma ancora una volta una metafora assai concreta, una metafora viva, direbbe il filosofo, l'esperienza di qualcosa che viene da sottoterra. No? Lo dice nel bellissimo saggio che accompagna il poemetto Filò, che è il primo che appunto dia materia scritta, dia sostanza scritta a questo dialetto negli anni 70. C'era stato il terremoto in Friuli e la reazione di Zanzotto è stata quella di andare a scavare appunto in questa terra così amata, ma anche così pericolosa, così oscura, così misteriosa, no? Dalla quale potevano provenire energie vitali ma anche minacciose. Le faccio un'ultima domanda. Il convegno di ottobre, su che cosa si concentrerà? Allora, faremo tanti convegni. In realtà abbiamo già cominciato da un po'. Ci sarà questo grande convegno internazionale a Pieve di Soligo dall'8 al 10 ottobre che si intitola Zanzotto un secolo, da Pieve di Soligo al mondo, dove appunto l'idea è quella che dalla periferia, dal luogo di nascita di Zanzotto, verrà anche per l'occasione restaurata la casa paterna, che tanta parte ha avuto nella sua formazione. E verrà riaperta al pubblico. Verrà riaperta al pubblico e sarà un avvenimento, insomma, una certa importanza. E appunto questo convegno vuole, come dire, porre Pieve di Soligo come quel centro radiante, no? Quel centro in periferia radiante che appunto è capace però di cogliere un po' magicamente queste linee di energia che provengono da tutte le parti. Ma in realtà questo autunno è costellato di eventi, perché ci saranno convegni in tutto il mondo su Zanzotto. Questo è un esempio, se vuole, dell'iperproduttività accademica che non è mai paga di trovare occasioni di convegno anche in condizioni così complesse come quelle che viviamo, però credo che non sia solo questo, credo che sia il segno di una passione autentica di lettori, traduttori, studiosi che appunto si trovano un po' in tutto il mondo e che misteriosamente si riconoscono in questa autore forse così anche particolare. questo segno che i 10 anni, no? I 10 anni sono una misura che qualcosa appunto è estinto, ma ci va.
Benissimo, allora ringrazio di Grazie a nuovo voi. Andrea Portellessa e buon lavoro. Altrettanto. Пять, 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 пять. Molto bene. Questa interessante conversazione che ci ha portato ulteriori riflessioni, no, sul mondo di Zanzotto e oltre a dare anche delle informazioni sul prossimo convegno, ha aperto un altro aspetto delle cose, no, che è quello dell'ascolto. Una cosa a cui io sono particolarmente affezionato, ma è stato interessante questa apertura, no? Oltre, prima abbiamo così aperto al film, all'immagine, al movimento, mescolato con la letteratura, adesso siamo arrivati all'ascolto, cioè le cose non sono mai univoche, no? È possibile continuamente collegarle tra loro e ampliare i territori di osservazione. Benissimo, adesso io passerei la parola a Livio Vianello, che ci racconta un po' qual è lo stato della maratona di lettura e cosa si può ancora fare, perché manca ancora una settimana, ma siamo ancora in tempo di fare qualcosa. Parola a Livio Vianello. Beh, siamo a una settimana giusta dalla maratona di lettura e nel sito internet dedicato il contatore con la geolocalizzazione segna al momento 720 di lettura iscritti, quindi siamo molto, molto contenti, gli organizzatori sono molto contenti, siamo contenti del risultato che stiamo raggiungendo finora. C'è ancora una settimana, quindi chi avesse oltre alle biblioteche che si spendono, nelle scuole che si stanno spendendo molto nell'organizzare delle attività per il 24 e anche i giorni precedenti, si possono iscrivere anche le librerie, gli editori, ma anche singoli cittadini, cioè se a casa vostra venerdì sera leggerete per i vostri figli, oppure un compagno legge la propria compagna, oppure un gruppo di amici si incontra i libri, può segnalarlo nel sito, naturalmente senza rivelare indizi, ma in una casa si passi sull'altino, oppure si legge una storia sull'acqua. Le possibilità sono veramente, veramente molte. E una delle possibilità, appunto, è questa di partecipare non sempre con eventi strutturati e pubblici, ma anche con degli eventi privati. Lo slogan della maratona, no, è "Il Veneto legge", per un giorno in tutta la regione si legge. Quindi in tutta la regione vuol dire non solamente nei luoghi deputati, biblioteche, scuole, librerie, case editrici, quindi tutti gli attori della filiera del libro, ma anche gruppi di lettura, gruppi di amici, genitori, insomma possono leggere tutti, non mettiamo limiti. Caratterizzano lo sprint finale, e per questo sprint finale cederei la parola ad Oreste, che è persona informata del calendario e delle ultime letture che abbiamo organizzato come Veneto Legge per
lanciare, come si dice in gergo ciclistico, la volata alla maratona. Oreste. Grazie Livio. Allora certo, il Veneto legge, tutto il Veneto legge il 24 settembre, ma come tutte le maratone sapete che c'è bisogno di un allenamento e quindi a parte che questo percorso dura da mesi e da mesi che appunto organizziamo questi incontri sia in presenza che online. Volevo segnalarvi che questo programma, questo di sprint finale, dove ci sono una serie di letture che c'è ancora qualche data a disposizione, organizzate appunto dal Veneto Legge e curate da Leggere per Legge con i lettori di Leggere per Leggere in diverse province della regione. Ci sono per varie età, per bambini, per adulti, e potete seguire il programma che è nelle nostre pagine social. Qui sotto vedete c'è tutta la cronologia di tutti gli incontri che abbiamo fatto. Ecco, questo qui è l'ultimo che stiamo facendo oggi, poi ci sarà anche questo il prossimo 1° ottobre con Dante a scuola, una piccola coda della maratona. Per quanto riguarda invece il sito di cui parlava Livio Vianello, dove poter inserire ancora i vostri eventi, adesso vi condivido la pagina così lo vedete, eccola qua. Qui nel sito c'è la home dove si può vedere il numero anche il numero dei partecipanti, seguire passo passo questo gruppo di lettori che si allena per la grande maratona, e poi in queste due sezioni riscaldamento per tutti gli incontri che organizzati prima della maratona, e invece maratona per tutti gli incontri che verranno organizzati il giorno della maratona, il 24 settembre. Come punto di riferimento c'è anche la bibliografia, pagina della bibliografia, che poi si apre in questo comodo formato A4, che così lo potete stampare, e dove c'è diviso per età, ci sono varie biblioteche che hanno contribuito fornendo titoli per la bibliografia. E a proposito dei nostri 3 centenari di cui abbiamo parlato oggi, ci sono 3 pagine dedicate. Vedete, qui siamo ancora su Dante 700, varietà, e lunghissima, ci sono tantissimi titoli, la potete anche tenere per i prossimi anni, perché ci sono così tanti titoli e tanti suggerimenti che ci sono pacchi di libri che potete leggere nel futuro. Vedete, allora Andrea Zanzotto, la bibliografia è curata dalla Biblioteca di Pieve di Soligo, e ci sono anche, vedete anche qui, quel titolo che avevo accennato prima, c'è la poesia, ci sono per varie età e interessi. Mario Rigoni Stern, bibliografia curata da Sergio Frigo, che è presidente del premio Mario Rigoni Stern, che abbiamo avuto il piacere di intervistare nell'incontro precedente. Volevo solo segnalare che questi 2 libri che sono qui segnati sono in arrivo, di Giuseppe Mendicino, con cui abbiamo parlato prima, di La Terza, e una bibliografia a fumetti di Becco Giallo di Padova, sono già usciti, sono usciti a luglio, quindi li potete trovare comodamente. Invece di Sonego abbiamo una bibliografia, questo libro a cui faceva accenno prima Marina Zulian, Il cervello di Alberto Sordi, alcuni scritti su Rodolfo Sonego, un libro, questo diario australiano firmato da Rodolfo Sonego, come questa raccolta adolfiana, e una serie, una selezione di film, perché mi sembra che siano più di 80 i film di cui lui ha fatto la sceneggiatura, quindi qui c'è solo una selezione, è curata proprio dal Lago Film Festival, di cui prima abbiamo parlato con Viviana Carlet. Allora, togliamo la schermata e passerei la parola a Marina Zulia per chiudere questa giornata, e ringrazio tutti per averci seguito. Marina, ci sei? Vediamo.
Eccola Sì, ci Maria. sono e siamo arrivati alla conclusione di questa carrellata di conversazioni piena di tanti spunti, suggerimenti, suggestioni, emozioni. Dal mese di aprile, il 25 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, e poi via via a luglio abbiamo organizzato queste interviste sui festival e poi ad agosto sui premi letterari fino a oggi, a settembre appunto, queste interviste sui 3 centenari. Le potete comunque ritrovare tutti registrate nella pagina Facebook e nel canale YouTube del Veneto Legge. E naturalmente vi segnalo altri 2 eventi, ma con questi miei compagni di avventura, Oreste Sabadin e Livio Vianello, che ringrazio, e tutti i lettori di Leggere per Leggere e altri lettori professionisti che troverete proprio nei prossimi giorni in giro per tutte le province del Veneto. Vi devo ricordare ancora un evento già citato un po' da Oreste per ragazzi. Il 1° di dicembre ci sarà, in occasione della prima giornata pensata in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, dedicata all'anniversario dei 700 anni di Dante, con tutta una serie di interventi da diverse scuole della provincia. E invece proprio domani un importantissimo avvenimento curato proprio dai lettori di Leggere per Leggere in collaborazione e presso la Biblioteca Civica di Abano Terme. Vi invitiamo tutti quanti a partecipare. Domani mattina alle 10 verrà proprio inaugurata la seconda edizione della Festa della Lettura Inclusiva. Leggere tutto, leggere tutti. E quindi potevamo concludere proprio rilanciandovi questo appuntamento. La mattina ci sarà una tavola rotonda organizzata da AIB, quindi l'Associazione Italiana Biblioteche, che dalla prima edizione dello scorso anno della Festa della Lettura Inclusiva ad Abano Terme ha voluto proprio fare un'indagine sugli scaffali, sui libri, su quello che succede nelle sue biblioteche rispetto proprio a questo tema importantissimo della lettura inclusiva. E poi ci sarà una serie di conversazioni anche domani con degli ospiti. Tutta la scaletta la potete trovare anche proprio sul sito del Veneto Legge o sulle pagine Facebook del Veneto Legge, di Leggere per Leggere, quindi troverete un po' tutti gli appuntamenti. La mattina ci saranno varie conversazioni sui temi della lettura inclusiva, la lettura aptica, la LIS, ma anche gli in-book, la CAA, quindi la comunicazione aumentata, e poi il pomeriggio per bambini ma anche per adulti ci saranno proprio delle esperienze di lettura con i segni, lettura ad alta voce, lettura aptica, si parlerà di Braille e quindi di tanti tipologie di albi illustrati, di libri con varie modalità di scrittura, e quindi vi aspettiamo. Però in non ho chiusura, finito qua. Scusa Livio, aspetta che devo dare l'appuntamento più importante a tutti quanti. Il venerdì 24, che abbiamo tanto citato in tutti questi nostri appuntamenti, e anche oggi c'è la maratona di lettura, e quindi anch'io devo dire che invito tutti, come anche Livio stesso vi ha suggerito, ad iscriversi, anche se non siete in biblioteca o in libreria, ma al parco, nelle piazze. Noi qui a Venezia lo facciamo seduti attorno a un pozzo in un campo veneziano, oppure al nido. Dovunque voi siate potete iscriversi e fare una piccola lettura, in modo tale che la lettura diventi davvero un'abitudine diffusa, un'abitudine riconosciuta, ma sappiamo anche che le neuroscienze dimostrano che la lettura porta per grandi e piccini ad un grande benessere. E quindi, come dice il nostro video, pronti, partenza, via, buone letture a tutti. Buone letture a tutti, sì. Volevo ricordare in coda che la maratona di lettura è una manifestazione promossa dalla Regione del Veneto con
la coorganizzazione dell'ufficio scolastico regionale e della sezione Veneto dell'Associazione Italiana Biblioteche. Oltre a questi partner istituzionali, vede anche la collaborazione dei librai, di 2 sigle di librai e di 3 sigle di editori che operano in regione. Quindi, come dire, ci si mette insieme per promuovere la lettura, i libri e i lettori. Lo facciamo senz'altro in quest'ultima settimana, venerdì 24, ma come ci ricordiamo spesso, leggere poi lo facciamo tutto il resto dell'anno. Quindi grazie a chi ci ha ascoltato e buona maratona di letture a tutti. Buona maratona di letture e alla prossima. Andiamo con il promo della maratona di lettura. Pronti? Partenza? Via! Non siete allenati per una maratona? Questa è una maratona che si può correre anche seduti in poltrona. Non stiamo scherzando. Vi invitiamo ad una maratona di lettura. Venerdì 24 settembre il Veneto legge. In tutta la regione si leggerà. Nelle biblioteche, nelle scuole, nelle librerie, negli archivi, nei musei. E chi vuole può organizzarsi a casa con i propri figli o con i propri amici. Bibliotecari, insegnanti, editori, lettori professionisti e volontari, librai, gruppi di lettura scenderanno in pista. Cosa aspettate ad unirvi a noi? Visitate il sito www.ilvenetolegge.it e troverete informazioni dettagliate su come iscriversi alla maratona e ricevere i materiali per prepararsi al meglio. Per arrivare senza il fiatone alla fine della lettura, allenarsi un po' non guasta. Il Veneto legge. Segna la data e seguici passo dopo passo.